Directa Sport, benvenuti al Palacus di Cagliari per la 15ª giornata di Serie A2 di basket femminile. CUS Cagliari ospita il Sanga Milano per la 15ª giornata del girone A. Arrivano da due risultati differenti, il CUS Cagliari ha trovato la prima vittoria nel derby con la Virtus, però poi è arrivata la sconfitta invece contro Alghero. Sì, diciamo che è stata una trasferta anche un po' difficile, causa un po' le condizioni meteo che ci hanno fatto arrivare con una nevicata di sabato scorso. Comunque abbiamo avuto un approccio anche iniziale abbastanza buono, però la prima difficoltà, come al solito, le ragazze sono un po' state in confusione. Questa purtroppo è una caratteristica che abbiamo tutto l'anno, dove abbiamo dei momenti in cui riusciamo a esprimere un po' di pallacanestro e poi alle prime difficoltà, forse anche il fatto che sono alcune molto giovani, inesperte, paghiamo subito l'inesperienza, e questo ci ha tradito anche contro Alghero, dove c'è stata un'ottima prestazione della loro straniera che ci ha messo veramente in difficoltà. Dall'altra parte invece il Sanga Milano arriva da una vittoria importante nello scontro diretto contro Costa Masnaga, che ha permesso appunto di raggiungerlo e arrivare nel gruppetto delle quarte in classifica. Sì, siamo reduci da una bella vittoria, ci tenevamo molto non solo perché era un derby ma anche perché venivamo dalla sconfitta bruciante di Empoli, volevamo iniziare bene il girone di ritorno e uno scontro diretto importante per la classifica e per il morale. Siamo soddisfatti, ma adesso pensiamo ovviamente alla partita di oggi, che è fondamentale. Cosa si aspetta il CUS Cagliari da questa partita contro Milano? Beh, la partita per noi è un po', diciamo, proibitiva, è una squadra sicuramente molto più attrezzata di noi, con un organico superiore. Sicuramente per noi continuiamo il nostro processo di crescita delle giovani, sappiamo che è il nostro anno zero, come abbiamo detto tante volte, stiamo cercando di costruire qualcosa per il futuro dopo questi ultimi 2 anni abbastanza pesanti, difficili anche da gestire con le nostre difficoltà economiche, e forse una 1 che già l'anno scorso dovevamo non fare, e stiamo piano piano ricostruendo per il futuro. Quindi oggi ci aspettiamo di giocare, ma nulla, cioè qualsiasi risultato, il risultato oggi non è alla nostra portata, siamo ben coscienti. Dall'altra parte invece per Milano sono importanti questi 2 punti. Assolutamente, sappiamo che veniamo da un buon momento, ma sappiamo anche che abbiamo di fronte una squadra che, come si dice in gergo, è affamata di punti. Giochiamo in trasferta, non è mai facile in un campionato equilibrato come il nostro, però ovviamente vogliamo fare il risultato per continuare a essere lì davanti nelle posizioni che contano. Ecco. Amici di Directa Sport, benvenuti al Palacus di Cagliari per la 15ª giornata, la seconda del girone di ritorno di Serie A2 di basket femminile. Il CUS Cagliari ospita qui il Sanga Milano per la seconda giornata del girone di ritorno, una sfida proibitiva per il CUS, reduce tra l'altro dalla sconfitta nello scontro diretto contro la Merce d'Alghero. Sanga Milano invece, grazie alla vittoria nello scontro diretto con Costa Masnaga, si è portato al quarto posto in classifica. Intanto sarà da ripetere la palla a 2, ricordiamo anche gli arbitri Lorenzo Lupelli e Alberto Morassutti per questa sfida che vede il primo possesso del Sanga Milano, che conduce palla con Mafenini, grande protagonista nella gara d'andata. Adesso palla per Pozzecco, il playmaker ancora per Mafenini, che prova ad attaccare direttamente verso il ferro. Il tiro però le esce, per arrivare dall'altra parte il contropiede del CUS Cagliari, che invece preferisce rallentare i ritmi. Si va da Bertucci fuori per Riccardi. Adesso Pungaite, il pivot, prova ad attaccare direttamente la sua avversaria e trova i primi 2 punti di questa partita. Si sblocca quindi il risultato già al primo possesso per il CUS, primo vantaggio per le padrone di casa. Dall'altra parte Milano, che come sempre gioca con 4 esterne, l'unico pivot Vente dentro. Adesso proprio lei a ricevere palla, ad attaccare in semicerchio, non trova però poi la via del canestro. L'ultimo tocco al rimbalzo è di Milano, e dunque si può ripartire dopo il primo minuto di questo primo quarto della 15ª giornata di Serie A2, con il possesso per il CUS Cagliari, che ha ben difeso nei 2 primi attacchi di Milano. Adesso Alesiani, come sempre la playmaker del CUS, a condurre palla. Riccardi fuori per Bertucci, si va ancora da Alesiani, che esce molto bene dai blocchi, prova ad attaccare Bungaite, per un attimo pensa al tiro, ancora a lavorare in post basso, poi tiro buttandosi all'indietro, un altro bellissimo canestro del pivot della CUS Cagliari. Dall'altra parte Milano, che non ha ancora trovato la via del canestro in questo primo minuto e mezzo del match. Bella la finta in questo caso
di Pozzecco, si va fuori, può prendersi un tiro nell'angolo, bella la circolazione di palla, alla fine però costretta a forzare un tiro Milano, ma lo segna anche con la sua numero 9 Canova. E dunque primo canestro per Milano. Alesiani dall'altra parte per il CUS, Bunghete aspetta l'uscita di qualche compagna, serve Bertucci, ben difesa ancora Alesiani, arriva il blocco di Bunghete, prova a sfruttarlo, passa dietro il tiro, palleggio, arresto e tiro di Alesiani lungo sul secondo ferro, e allora Milano può correre, ma anche la squadra ospite preferisce rallentare i ritmi, almeno in questi primi minuti di gioco. Attacca in questo caso Martegliano, però frutta una palla persa con lo scarico che non trova nessuna deviazione, nessun tocco, e dunque rimessa per il CUS, anche se Milano si prepara subito dall'altra parte con un pressing a tutto campo. Ne esce facilmente il CUS, una Alesiani che prova ad attaccare direttamente dal palleggio. Adesso circolazione di palla, Bertucci dentro per Riccardi, serie di finte per poi arrivare al canestro, a un altro gran canestro della numero 10, seconda miglior marcatrice in questa stagione per il CUS. Subito però dall'altra parte la risposta con la numero 10 Maffenini. Adesso Riccardi, viene fischiato un fallo primo della partita contro la difesa di Milano, e dunque rimessa in zona d'attacco per il CUS Cagliari. Prendiamo il punteggio 6-4, 6 minuti e 57 secondi invece da giocare in questo primo quarto. Si prende il tiro Riccardi, non trova appena il ferro, può partire dall'altra parte la ripartenza di Milano. Veramente bella partenza sulla linea di fondo, ma viziata da un'infrazione di passi, fischiata dagli arbitri Lorenzo Lupelli e Alberto Morassuti. Li ricordiamo per questa 15ª giornata del girone A di Serie A2 di basket femminile. Ancora il pressing a tutto campo di Milano a partire da questi primi minuti per mettere in difficoltà il CUS. Alesiani prova a sfruttare una serie di blocchi, alla fine palla schiacciata per terra, bel taglio di Riccardi su assist Alesiani. Funziona l'asse tra le due e Cagliari 8-4 per iniziare questa partita. Il pallone fuori per il pivot che aspetta l'uscita dal blocco delle 4 esterni schierate da Sanga Milano. Alla fine si prende un tiro da 3 corto sul primo ferro, il tiro di Canova. Dall'altra parte Alesiani, si va da Bertucci, ancora Alesiani, aspetta il blocco delle compagne, si propone Riccardi, servita ancora la numero 10 che prova a cercare dentro, serie di finte. Niola, era lei la giocatrice servita, alla fine la stessa Niola riesce in qualche modo a recuperare il pallone, sembrava una palla persa in un primo momento, non si è arreso però il CUS, la perde però adesso con Bunghete, veloce il contropiede di Milano. Alla fine l'errore sotto canestro di Maffenini, arriva dall'altra parte il canestro con fallo di Pozzecco, potenziale gioco da 3 punti per la playmaker di Milano. E time out chiamato dal CUS, piccola pausa per noi prima di riprendere con il tiro libero supplementare di Pozzecco. Time out concluso dal CUS Cagliari, si può riprendere con il tiro libero affidato a Federica Pozzecco, brava a guadagnarsi il fallo dopo aver segnato anche 2 punti, potenziale gioco da 3 punti, quindi tiro supplementare per la playmaker di Milano, che segna solo rete per lei, che viaggia con l'86% dalla lunetta. Conferma quindi una buona tiratrice di tiri liberi. Riccardi per il CUS, Bertucci attacca molto bene canestro e segna altri 2 punti importanti per il CUS Cagliari, che continua a restare in vantaggio adesso di 3, 10-7. Non siamo giunti alla metà di questo primo quarto, attacca molto bene dopo il blocco qui Milano, poi palla contesa fischiata dagli arbitri. Bella iniziativa di Martegliano, che però poi è stata stoppata dalla difesa del CUS.
palla contesa fischiata dagli arbitri. Si riparte dunque con il possesso per le padroni di casa. Messa fidata a Bertucci, mentre vediamo che continua il pressing a tutto campo di Milano. Qualche problema prima di ripartire con la partita. 10-7, ricordiamo il punteggio. 4 punti per Riccardi, 4 punti per Bungaitè, per il CUS, oltre ai 2 segnati da Bertucci. Dall'altra parte invece abbiamo i 3 di Pozzecco e i 2 a testa per Canova e Maffenini. Rischia qui la palla persa il CUS, c'è stata una deviazione della difesa, ma attenzione, la grande palla rubata in questo caso da Martelliano. Può adesso attaccare un buon tiro da 3 costruito e segnato da Novatti. E dunque il risultato in parità, 10-10 qui al Palacus di Cagliari tra CUS e Sanga Milano. Una bella tripla quella segnata da Novatti, che ha preso il posto della numero 10 Maffenini, mentre qui Bungaitè attacca il canestro e riporta in vantaggio il CUS. Fenomenale inizio di partita di Bungaitè e segna un altro canestro. 3 su 3 dal campo per il numero 18 della squadra di coach Sciascia. Pozzecco dentro davanti, grande palla rubata dalla difesa del CUS, che può ripartire con Alesiani. Palla schiacciata per terra per Bertucci, si va fuori da Niola che aspetta l'arrivo di Riccardi. Serie di palleggi, interrompe poi il palleggio. Niola servita con passaggio consegnato alla San Riccardi, prova ad attaccare terzo tempo, scaricò fuori. Alla fine la tripla presa da Alesiani è corta, ma c'è un gran rimbalzo di Niola che prova ad aiutarsi appoggiando la palla al tabellone. Lamenta anche un contatto, per gli arbitri tutto regolare. C'è l'errore della numero 15 CUS, che comunque resta avanti 12-10. Ancora palla contesa fischiata dagli arbitri. Buon lavoro della difesa del CUS, già la seconda palla contesa che riesce ad ottenere. Per la legge della regola del possesso alternato, stavolta il possesso è per Milano, che può ripartire con 11 secondi sul cronometro dei 24. Ancora Pozzecco che prova ad attaccare dal palleggio. Alesiani sotto mano non trova la via del canestro. Un altro errore clamoroso dopo il rimbalzo offensivo preso da Novatti. Brava prima a segnare una tripla, meno brava stavolta sotto canestro dopo il rimbalzo offensivo. Riccardi in post basso, prova a partire, viene fischiato il fallo alla difesa, è il secondo delle ospiti, mentre torna in campo Maffenini, le lascia il posto Canova. Qualche problema invece per Novatti, che è rimasto a terra dopo il contatto con Riccardi. Cagliari sempre avanti 12-10, una sfida che sulla carta sarebbe proibitiva per la squadra di Federico Sciascia, mentre viene richiesto anche l'intervento dei medici. Per riprendere qui la gara al Palacus, qualche minuto di pausa, forse anche di più, per l'intervento del pronto soccorso dei medici nei confronti di Paola Novatti, che probabilmente ha preso una gomitata nel contatto con Elena Riccardi. Il fallo è stato fischiato contro la difesa di Milano, comunque è stata portata via la numero 3 del Sanga Milano, ma non dovrebbero esserci grossi problemi per lei, anche se difficilmente potrà far parte di questa partita nei prossimi quarti. Si può ripartire però il gioco con la partita, con il tiro preso subito da Riccardi, è sbagliato. Una situazione frequente per il CUS direttamente da rimessa, con Riccardi che esce dai blocchi e si prende il tiro dalla media distanza. Stavolta non ha trovato i 2 punti, prova ad attaccare ancora Martelliano, che perde però l'ennesimo pallone della sua partita. Arriva il cambio, esce proprio Martelliano, torna in campo invece Canova, con Milano che continua questo pressing a tutto campo
già dalla rimessa per il CUS, che ricordiamo sta conducendo il punteggio sul 12-10. Mungaite, vediamo, finora non ha sbagliato un tiro, qui rischia tantissimo, alla fine infatti finisce col perdere il pallone nello scarico nel cercare Riccardi. Galiano è entrata lei al posto di Novatti, palla adesso per Pozzecco, servita Guarnieri, ancora la numero 6 adesso viene cercata nell'angolo, subito raddoppiata, prova ad attaccare dal palleggio, prova a prendersi il tiro buttandosi all'indietro, cortissimo, grande rimbalzo, però sullo scadere dei 24 valgono i 2 punti, vale il canestro segnato da Giulia Maffenini, il secondo canestro della sua partita, che riporta il risultato in parità sul 12-12, possesso però adesso per il CUS. Bertucci, fronteggiata proprio da Maffenini, grande taglio servita dai lesiani, si può andare nell'angolo da Riccardi, palleggio, arresto e tiro per la numero 10, solo rete, un gran canestro quella di Elena Riccardi, seconda miglior marcatrice del CUS Cagliari, 152 punti prima di entrare in questa partita, a cui però vanno aggiunti i 6 segnati oggi. Conferma medie straordinarie, come invece qui sbaglia il tiro dall'altra parte Maffenini, era stata letale all'andata con 22 punti, non è però ancora riuscita ad entrare in partita. Qui grande partenza di Pozzecco, che poi prende il tiro in corsa, 14-14, Sangamilano incollato al CUS, che aveva provato una fuga in un primo momento, ma siamo ancora all'inizio di questa partita. Ultimi possessi del quarto, mentre viene fischiato un fallo in attacco proprio al CUS Cagliari. Ci sono le proteste del coach Federico Sciascia, tanto però fischiato e dunque palla persa per il CUS. Si può ripartire con il possesso per Sangamilano, ancora qualche protesta, applausi invece dalla panchina di Milano, che può adesso ha nelle mani di Pozzecco il pallone per il possibile primo vantaggio della sua partita, dopo che ha iniziato male. Ancora Guarnieri che prova ad attaccare, è un errore ma stoppata, e poi rimbalzo colto dal CUS. Alesiani prova a rallentare un po' i ritmi. Vediamo Riccardi, si prende una serie di palleggi, finte, poi Bungaite cerca una compagna fuori, e Niola che la riserva al centro dell'area, ben difesa, non trova neanche il ferro il suo tiro, poi si lotta al rimbalzo, alla fine alla meglio Maffenini, c'è però il fischio contro Niola. Che ha fermato in qualche modo la ripartenza, il contropiede. 7 secondi ancora da giocare in questo primo quarto di gioco tra CUS Cagliari e Sangamilano. Ultimo possesso proprio per Milano. Pozzecco, ultimi secondi, si deve prendere il tiro sulla sirena da 3, non trova neanche il ferro, e dunque finisce il primo quarto tra CUS Cagliari e Sangamilano. 14-14, buon inizio del CUS. Milano ha poi recuperato. E dunque prima di riprendere con il secondo quarto di gioco tra CUS Cagliari e Milano, ricordiamo 15ª giornata del girone A di Serie A2 di basket femminile, piccola pausa per noi. Amici di Diretta Sport, bentornati al Palacus, è tutto pronto per l'inizio del secondo quarto di gioco tra CUS Cagliari e Sangamilano, 15ª giornata del girone A di Serie A2 di basket femminile. Punteggio vede le due squadre sul 14-14, mentre c'è qualche problemino con la sirena. Adesso si può ricominciare con il primo possesso, che è nelle mani del CUS. Bertucci se ne incarica subito per Bungaite, poi viene servita Lesiani contro Pozzecco, sfida tra numero e 4, ancora Riccardi, va a servire Niola, palla per Alesiani con tanto spazio, sbaglia però la tripla del possibile vantaggio Alesiani. Adesso invece dall'altra parte Milano, che non è ancora riuscita a passare in vantaggio. Vediamo se riesce adesso con questo bellissimo tiro, buttandosi all'indietro di Giulia Maffenini. Qualche problema al tiro per lei, migliora un po' le sue statistiche, 3 su 6 dal campo, con questa conclusione che portano Milano per la prima volta avanti oggi al Palacus
Riccardi si prende un brutto tiro forzato, poi al rimbalzo Niola non riesce a correggere sotto canestro. Allora dall'altra parte può correre Milano. Pozzecco aspetta l'arrivo delle compagne. Canova si va da Maffenini, vediamo se attacca dal palleggio, interrotto in questo momento Pozzecco. Eccola qui ancora la playmaker di Milano che prova ad attaccare, appoggia il tabellone proprio sullo scadere dei 24 e dunque primo parziale di 4-0 in questo secondo quarto. Buon inizio dunque per Milano, dopo che invece il primo quarto era iniziato male. Adesso il Cus che prova una pressione sotto campo dopo aver sbagliato il tiro. Pozzecco, attenzione, la palla recuperata da Riccardi, vediamo, preferisce aspettare le compagne, fermando così un potenziale contropiede invece per la sua squadra. Vediamo Riccardi, se viene servita ancora Alesiani, il blocco di Munghete, il palleggio, arresto e tiro, in qualche modo dopo la finta trova i 2 punti Alesiani, i primi della sua partita. Adesso dall'altra parte Canova per Milano, eccola qui, servire ancora Pozzecco, il playmaker che tocca tantissimi palloni per Milano, si va dentro da ancora un altro canestro trovato stavolta molto bene da Guarnieri, servita sotto canestro in posto basso, non ha perdonato la difesa del Cus. Riccardi prova a cercare compagna, costretta a mettere palla per terra, prova ad attaccare dal palleggio, cerca un'improbabile conclusione che trova solo il ferro. Ancora una palla contesa, la terza di questa partita. Arrivano invece i cambi per Milano, fuori Pozzecco che non aveva ancora avuto modo di rifiatare, fuori anche Galliano. Torna in campo Ligavente. La Lettone è l'unica straniera presente al roster per Milano. Possesso per le ospiti, in attesa di ripartire con la rimessa dal fondo ancora per Milano, che ricordiamo sta conducendo dopo 3 minuti passati in questo secondo quarto per 20-16. Canova va a servire ancora qui Guarnieri, poi il tiro preso e sbagliato da Fenini, poi c'è un fischio dell'arbitro che va a punire la difesa del Cus. Può restare in zona d'attacco, quindi può restare in zona d'attacco Milano. C'è però qualche problema forse col cronometro, viene infatti corretto adesso, 14 secondi. 6 minuti e 55 invece da giocare in questo secondo quarto. Ancora Milano, la palla fuori per Canova che mette palla per terra. Adesso si va da Vente, Maffenini prova ad attaccare, palleggia, arresto e tira all'altezza della lunetta. Ancora un errore, ma c'è il gran rimbalzo di Vente che sotto il tabellone corregge, appoggia il vetro e segna il massimo vantaggio per Milano, 22-16, più 6 Munghete, Bertucci, Alesiani, brutta palla persa per il Cus in questo caso. Bertucci cercava Alesiani, pallone però imprendibile per il playmaker del Cus. Adesso Ludovica Rossini, entrata al posto di Pozzecco. Maffenini adesso per Canova, si va dentro da Guarnieri, palla fuori per il tiro da 3, preso e segnato proprio da Ludovica Rossini appena entrata in campo. Tripla importante per il più 9 per Milano. Munghete prova a prendere lei il tiro e segnare il secondo canestro di questo secondo quarto per il Cus. 25-18, 4 su 5 dal campo per Munghete. Finora buonissima partita la sua, almeno sul piano offensivo.
qui attacca ancora il Ferro. Maffenini prova a cercare i 2 punti, trova soltanto il fischio arbitrale e dunque tiri liberi per la numero 10 Giulia Maffenini, miglior marcatrice di Milano, con 191 punti segnati prima di questa partita. Segna il primo dei 2 tiri liberi, 52% la sua statistica, la sua media dalla lunetta. Qui fa però 2 su 2, mentre c'è il cambio, torna in campo Riccardi, fuori Bertucci e possesso per il CUS con il pressing a tutto a campo di Milano nonostante il vantaggio di 9 punti. Niola va dentro, adesso prende il tiro la numero 9 Manin, appena entrata anche lei, sbaglia però la conclusione, palla che termina direttamente fuori e dunque possesso per il Sanga Milano. Ancora Rossini per Guarnieri, eccola qui ancora Ludovica Rossini, autrice di una bella tripla che ha permesso a Milano di andare in vantaggio. Qui Vente attacca molto bene e trova 2 tiri liberi direttamente dal palleggio, il pivot della formazione lombarda. Arriva il time out per entrambe le squadre e dunque prima di ripartire con i 2 tiri liberi, piccola pausa per noi. Si può ripartire qui al Palacos di Cagliari con i 2 tiri liberi conquistati da Ligavente, 72% dalla lunetta per lei in stagione. Segna il primo dei 2 tiri liberi. (3-0) invece il conto dei falli per il CUS, che è sotto adesso di 10. Qui però c'è il rimbalzo conquistato e poi la palla riconquistata in qualche modo dal CUS, palla contesa conquistata da Elena Riccardi. CUS può ripartire con una rimessa dal fondo, perde però il pallone per un attimo, l'aveva intercettato Giulia Maffenini, deviazione però direttamente che finisce però fuori e dunque ancora Bungheite per la rimessa laterale, stavolta per il CUS, che finisce col perdere il pallone. Alesiani non riesce a controllare in campo, l'ultimo tocco è del CUS. Canova per Ludovica Rossini, prova lei ad attaccare, qui si libera molto bene gli alesiani, ma Maffenini ha litigato un po' con il Ferro, 3 su 8 per 8 punti. Qui trova invece il 4º canestro della sua partita e doppia cifra per la numero 10 di Sanga Milano, che sta letteralmente trascinando le sue compagne sul punteggio. 30-18, lo ricordiamo, con 4 minuti e 30 da giocare in questo secondo quarto. Brutto secondo quarto del CUS Cagliari, che qui finisce col perdere un'altra palla importante, obbligato qui a chiamare il time out Federico Sciascia. 32-18 il punteggio, 4 minuti e 25 da giocare prima dell'intervallo lungo. Piccola pausa per noi. Bentornati amici di Diretta Sport al Palacus di Cagliari, 15ª giornata con il CUS Cagliari che ospita Sanga Milano. Era iniziata molto bene per il CUS il primo quarto, non si può dire altrettanto per il secondo, dove CUS Cagliari ha segnato appena 4 punti. Dilagato invece la formazione ospite, portandosi sul 32-18. Adesso è arrivata anche una brutta palla persa con il canestro in contropiede subito dal CUS, chiamato obbligatorio, chiamato da Sciascia. Vediamo come tornano in campo le giocatrici del CUS dopo il minuto. Bungheite, Quignola approfitta, grande scarico fuori, peccato che finiscano i 24 secondi, era comunque in tempo la conclusione di Niola, corta sul primo Ferro, rimbalzo difensivo guadagnato da Milano, poi qui va a guadagnarsi il rimbalzo offensivo invece la squadra ospite con Ligavente. Palla contesa, rientra in campo nel frattempo Bertucci, almeno si sta aspettando il cambio della numero 12.
prende il posto di Giulia Vanin per questi ultimi 3 minuti e 47 secondi prima dell'intervallo lungo. Possesso per Milano, possesso offensivo qui direttamente dalla rimessa, 2 punti facili, facilissimi per Stefania Guarnieri. Qui davvero da rivedere la difesa su questa rimessa da parte del CUS Cagliari, che ha concesso altri 2 punti facili alesiani. 34-18 il punteggio, con un pessimo secondo quarto dal punto di vista offensivo del CUS. Qui rischia la palla persa, viene salvata soltanto da Ludovica Rossini, che recuperando il pallone calpesta anche la linea di fondo, dalla linea laterale. Di fatto era completamente fuori dal campo. Rimessa effettuata cercando Bungheite, attaccata in qualche modo. Eccolo qui il blocco direttamente, il tiro da 3 sulla sirena dei 24 secondi segnato da Lesiani, che interrompe la sterilità offensiva del CUS. 21-34. Canova dall'altra parte per Milano, veramente bella palla fuori per Mafenini, circola il pallone sul perimetro, alla fine nasce questo tiro da 3 buono preso Milano, però sbagliato da Rossini. Alesiani, palla appoggiata per terra per Niola, che sbaglia la conclusione da sotto canestro, contropiede in 2 contro 1, Vente, gran canestro, trova anche il fallo e dunque tiro libero supplementare per la giocatrice di nazionalità lettone, mentre viene chiamato il time out prima di questi tiri liberi. Allora, piccola pausa per noi prima di riprendere con gli ultimi 2 minuti e 43 secondi di CUS Cagliari Sanga Milano. Può riprendere il gioco, il secondo quarto tra CUS Cagliari e Sanga Milano qui al Palacus di Cagliari. Sarà il tiro libero supplementare a battere per Ligamente, che in contropiede ha trovato sia i 2 punti che il fallo, il quarto di in questo secondo quarto per il CUS, 0 invece i falli commessi nel secondo quarto da Milano. Quando mancano 2 minuti e 43 secondi all'intervallo lungo, 36-21 il punteggio. Segna stavolta il tiro libero supplementare Ligamente dopo che aveva fatto 1 su 2 in questo stesso secondo quarto. Niola è lei a condurre il pallone, si prende il tiro corto, però in questo caso preso da Bungheite, che aveva iniziato molto bene con un 4 su 5 dal campo, diventa un 4 su 6. Vente, bella circolazione di palla sul perimetro, si va ancora dentro, poi palla fuori per Pozzecco, il tiro da 3 sul secondo ferro, rimbalzo offensivo, il tiro viene sputato letteralmente dal ferro, quello di Ligamente. Può ripartire il CUS Cagliari, un po' lento e macchinoso il contropiede, alla fine Riccardi si prende il tiro da 3 in transizione, lo sbaglia. Brutto primo tempo al tiro per Elena Riccardi, da 3 su 9 dal campo con questa conclusione. Cercata Martelliano adesso, che aspetta il movimento delle sue compagne. Pozzecco, tornata in campo per la circolazione ancora per Mafenini, che si prende un tiro da 3 senza ritmo e infatti lo sbaglia e non di poco. Resta comunque con il pressing a tutto campo Milano. Minuto e 38 secondi da giocare. Lesiani stavolta condurre il pallone dalla metà campo difensiva a quella offensiva. Vediamo se si prende il palleggio e arresto e tiro. No, preferisce lo scarico per Riccardi. Nuovamente la palla, scambio tra le due. Alla fine Bungheite sulla linea di fondo prova a lavorare, prova a cercare poi l'assist. La lituana sbaglia completamente però il passaggio. Poi dall'altra parte arrivano i 2 punti di Pozzecco. 39-21, continua ad allargarsi il massimo vantaggio per Milano, adesso che si è parlato addirittura sul più 18, 39-21, ultimo minuto di questo secondo quarto. Niola, Alesiani attacca direttamente il ferro, qui prova ad appoggiare però al tabellone, non trova i 2 punti. Dall'altra parte Mafenini per Vante, in qualche modo la palla diventa un assist. Pozzecco finta di entrare, poi interrompe il palleggio, arriva la palla persa, no, c'è il fallo commesso
fallo commesso da Milano, che impedisce la ripartenza del Cus Cagliari, che in questo caso ha ben difeso, riconquistando il pallone. 39-21, ultimi 30 secondi di gioco. Vediamo se il Cus andrà per l'ultimo possesso. Alesiani prova ad attaccare, appoggia al tabellone, trova 2 punti in qualche modo importanti per il morale del Cus Cagliari. Ultimo possesso stavolta è per Milano, palla fuori, Pozzecco si prende, anzi Martellano si prende il tiro da 3, ultimi 6 secondi, Alesiani per Bertucci, costretto a prendersi il tiro, no, la palla non entra, poi arriva il rimbalzo offensivo, viene convalidato il canestro del Cus Cagliari proprio sulla sirena, e dunque le squadre possono andare all'intervallo sul punteggio di 39-25 per Sanga Milano. Ricordiamo Cus Cagliari Sanga Milano, partita della 15ª giornata di Serie A2 di basket femminile. Pausa per noi, qualche spot per noi prima di riprendere con il secondo tempo della partita. Amici di Diretta Sport, bentornati con il secondo tempo di Cus Cagliari Sanga Milano, 15ª giornata del girone A di Serie A2 di basket femminile. Primo tempo che ha visto Milano chiudere avanti 39-25, il primo quarto era finito 14-14, poi un grande invece secondo quarto da parte della formazione lombarda. Prova ad attaccare subito forte Giulietta Bungaite, trova i primi 2 punti di questo secondo tempo per il Cus, che adesso è sotto di 12, doppia cifra per la giocatrice lituana classe 1987, che ha mostrato grande costanza al tiro, 5 su 7 per lei dal campo finora con 10 punti. Adesso circolazione di palla lungo il perimetro per Milano, qui finisce con perdere palla Pozzecco, contropiede in 2 contro 1, Alesiani prova ad attaccare, arriva il fallo però di Roberta Martellano. Anzi è stata una difesa pulita quella della numero 7, un grande intervento, un grande recupero difensivo dopo la palla persa. Riccardi attacca direttamente dopo la rimessa, serve Niola, linea di fondo, palla fuori, poi viene fischiato però un fallo, fischio arbitrale, palla persa per il Cus dopo il possesso. Ha toccato la linea di fondo la giocatrice del Cus Cagliari, numero 15, Rachele Niola, mentre attacca dall'altra parte Milano, attacco abbastanza lento con Martignano, grande palla nel tentativo di cercare Guarnieri sotto il tabellone, arriva però il recupero per il Cus che prova a correre, ripartire ancora Niola, serie di palleggi, arriva Bungaite, palla persa, gran recupero ancora per Milano, Pozzecco prova a concludere, va a servire Martellano sotto canestro, altro errore per la numero 7, che al primo tempo ha perso anche qualche pallone di troppo, qui invece sbaglia da sotto canestro Pozzecco, ancora Martellano, serie di circolazione di palla, eccola qui, un altro errore però per Martellano che non riesce a sbloccarsi, ancora 0 punti per la numero 7 delle Lombarde. Alesiani dall'altra parte per il Cus che è sotto di 12, Bertucci, serie di palleggi, poi va a servire Riccardi, palla per Alesiani, costretta ad arretrare fuori, bel blocco di Bungaite che però porta al raddoppio, alla palla persa di Alesiani, arriva facile in contropiede il sottomano di Giulia Mafenini, 14 punti, mattatrice all'andata, mattatrice nel primo tempo, sta confermando le sue grandi cifre stagionali, miglior marcatrice del Sanga Milano, quarta formazione con 20 punti in 14 partite. La Serie A2 di basket femminile, arriva intanto il canestro dall'altra parte buttandosi all'indietro di Bertucci che riporta il Cus Cagliari sotto di 12, circolazione di palla sul perimetro, Giulia Mafenini ferma il pallone, poi alla fine qualche problema nella circolazione, il tocco, la palla persa
qui da parte di Stefania Guarnieri, brutto attacco di Milano. Intanto c'è anche il primo cambio di questa ripresa. In campo Sara Canova prende il posto di Giulia Mafenini, 14 punti, mentre dall'altra parte entra in campo Martina Gaslini. Aveva ancora avuto modo di entrare in questa partita, arrivata il 28 dicembre a rinforzare il CUS. Ha giocato prima di questa partita, ne aveva giocato le ultime 3, un complessivo di 18 minuti e soli 3 punti segnati. Coach Federico Sciascia decide di darle spazio. Questa partita che si sta facendo complicata per il CUS, sotto di 12 Niola Riccardi. Eccola qui, servita proprio Martina Gaslini per Niola. Arriva il blocco di Mungaite, prova anche a servirla in qualche modo a Niola, ne nasce solo una palla persa. Qui grande palla da parte di Pozzecco, le brucia in qualche modo l'assist Ligavente, un grande passaggio, grande scarico da parte della playmaker Federica Pozzecco, però non verrà contato negli assist a fine partita per l'errore di Ligavente dalla media distanza. Il CUS con Niola che ferma palla, aspetta il blocco di Bunghete. Riccardi, vediamo se va a servire Bunghete, eccola qui la palla per il pivot del CUS, arriva il fischio arbitrale, il primo fallo della partita, del terzo quarto da parte commesso da parte di Milano, mentre esce Federica Pozzecco. Torna in campo Giulia Mafenini, 14 punti per lei con un 6 su 11 dal tiro. Bunghete va a servire proprio la neoentrata Martina Gaslini, che si prende il primo tiro senza paura anche se lo sbaglia. Qui Mafenini per un attimo pensa al tiro, poi c'è una ottima circolazione che porta questo tiro direttamente dall'altezza della lunetta da parte di Stefania Guarnieri. 6 punti per la numero 6 di Milano, 43-29 il punteggio. Ancora Niola a condurre il pallone, aspetta una serie di blocchi, viene servita adesso, rischia la palla persa per l'infrazione di campo da parte di Martina Gaslini. Brutto attacco del CUS, brutta palla persa della numero 8 appena entrata. Torna in campo Alesiani intanto al posto di Niola. Attacco lento da parte di Milano. Canova va a servire adesso Giulia Mafenini. Eccola qui il tiro di Canova all'altezza della lunetta, lungo però sul secondo ferro, il rimbalzo però offensivo conquistato da parte di Roberta Martegliano, poi servita sotto canestro, invece Ligavente non trova neanche il ferro, allora la palla buttata ancora fuori, attacca Martegliano, il tiro preso da 3 segnato da Giulia Mafenini, prima tripla della sua partita, ne aveva tentato una nel primo tempo, l'aveva sbagliata, 1 su 2 adesso grazie a questo tiro da 3 che mette il Sanga Milano avanti di 17. Intanto viene servita Bunghete sotto canestro, raddoppiata, alla fine nasce una contesa, l'ennesima di questa partita. Sia il CUS che Milano hanno cercato molto queste palle vaganti, la contesa, e dunque si riparte con il possesso per Milano. Riparte adesso la seconda parte del terzo quarto tra CUS Cagliari e Sanga Milano. Si va dentro a servire Vante, qui c'è la finta di Martegliano, prende e tira, ancora un errore per la numero 7 che non riesce a trovare la via del canestro, ennesimo errore della sua partita. Canova, ancora la numero 9, a servire Vante, ancora per Canova, attacca direttamente al palleggio, c'è il tiro da 3 che non trova neanche il ferro da parte di Vante. Erano terminati anche i 24 secondi, ma il rimbalzo su questo, letteralmente su questo cross di Vante,
è stato intercettato dalla difesa del CUS. Poi dall'altra parte deviazione difensiva, intanto fuori Bertucci, torna in campo Niola con la rimessa affidata invece a Martina Gaslini. Fischio arbitrale. Intanto immediatamente dopo questa rimessa, altro fallo commesso dalla difesa di Milano, il secondo di questo terzo quarto. 4 minuti e 21 secondi ancora da giocare prima dell'ultimo quarto di gioco. 46-29 il punteggio per le ospiti Sanga Milano contro il CUS Cagliari. Bungaite riceve direttamente lei da questa rimessa dal fondo, prova ad attaccare Alesiani. Bungaite va a servire Riccardi, ancora la numero 10, palleggia, arresto e tiro corto sul primo ferro, palla rimbalzo intercettato dalla difesa, prova a correre Martegliano, poi Giulia Maffenini ancora per Martegliano, palla avanti, serve il taglio di Martegliano, tiro in corsa di Giulia Maffenini, gran canestro quella della numero 10 che sta letteralmente dominando la partita, 19 i suoi punti. Adesso post basso per Riccardi, poi Gaslini in qualche modo prova a cercare la via del canestro, non c'è fallo secondo gli arbitri, il tiro preso però da Giulietta Bungaite non va dentro, più 19 per le ospiti. Ancora Maffenini che va a servire Canova, poi c'è un fischio arbitrale, time out chiamato dal CUS Cagliari e dunque piccola pausa per noi prima di riprendere con gli ultimi 3 minuti e 23 secondi di CUS Cagliari Sanga Milano. Possesso in attacco per Sanga Milano con appena 9 secondi da giocare per questo possesso sul cronometro dei 24. Alla fine ne nasce un ottimo tiro da 3 preso da Canova che porta sul massimo vantaggio le giocatrici ospiti. 29-51 il punteggio, taglio adesso di Alesani, ributta la palla fuori, blocco alto di Riccardi, ancora Niola che prova a prendere la linea di fondo, scarico per il tiro da 3 preso e segnato da Riccardi. 32-51, torna sotto di 19 il CUS con tanto spazio, non trova però forse anche troppo, non trova poi nel tentativo di salvare, c'è la palla da parte del CUS, c'è il rimbalzo, la palla recuperata da Ligamente, poi viene commesso fallo invece su Roberta Martegliano che stava provando ad attaccare il ferro. Riferibile davvero in questo caso la difesa del CUS che ha concesso un tiro da 3 con tanto spazio a Giulia Maffenini, l'ha sbagliato però, 19 punti, miglior giocatrice dal punto di vista offensivo per Milano. Poi sul rimbalzo non ha toccato neanche il ferro del tiro, è stata praticamente una palla nel tentativo di salvarlo, un regalo a Milano, esattamente come un regalo questa tripla che viene segnata da Martegliano con tanto spazio alla numero 7, il primo canestro della sua partita dopo tanti errori, trova finalmente il canestro, 1 su 5 dal campo per lei, cercata nell'angolo Niola da Alesiani senza successo, poi Alesiani qui cercava il recupero, l'ultimo tocco però sembra essere proprio della numero 4 e dunque Milano può continuare ad attaccare. 54-32 il punteggio, 22 i punti di vantaggio per le ospiti quando mancano 1 minuto e 55 secondi alla fine del quarto. Ancora tanto spazio per un tiro da 3 preso e segnato da Martegliano. Riccardi prova ad attaccare subito il CUS ma costretta a rallentare, demoralizzata dall'ennesima tripla delle ospiti. Alla fine si prende il tiro Giulia Vanin che non trova soltanto il primo ferro, poi si lotta a rimbalzo in qualche modo alla meglio Niola. Vediamo Riccardi ancora per Alesiani, un blocco Alesiani, vediamo se si prende il palleggio, arresto e tiro la numero 4, costretta a fermare il palleggio, poi il passaggio intercettato, contropiede per Milano, prova a cercare di appoggiare al tabellone ma sbaglia Canova, può andare dall'altra parte in superiorità numerica il CUS. Poi arriva però il fischio arbitrale, palla persa
arriva anche il cambio, fuori Federica Madeddu, torna dentro invece Jennifer Bertucci con Milano che è ancora in possesso del pallone, 57-32, letteralmente dilagato la squadra lombarda anche in questo terzo quarto grazie a numerose triple. Qui arriva però la palla persa, non riesce a controllare il passaggio di Martigliano Ligavente. 51 secondi, ultimo minuto, quindi abbondantemente superato in questo terzo quarto di gioco. 57-32 per Sanga Milano, con il CUS Cagliari che prova ad attaccare. Alesiani ben difesa qui da Martigliano, poi Ligavente sfiora il recupero, tocca però, esce fuori dal campo con la palla in mano e dunque il CUS può restare lì con 7 secondi sul cronometro dei 24. Torna in campo Laura Galliano per Milano e lascia il posto Stefania Guarnieri. Rimessa invece con 7 secondi per il CUS Cagliari che può attaccare in questo momento. Ancora la palla servita per Riccardi, sta per finire però sarà costretta a forzare un tiro Niola. Eccolo qui sulla sirena dei 24, il tiro da 3 sul secondo ferro che non va a bersaglio, rimbalzo semplice preso da Milano. Alla fine il CUS Cagliari in qualche modo riesce a recuperare contropiede di situazione di 2 contro 2. Alesiani di mano sinistra appoggia per il 34-57, cerca di tornare sotto la soglia dei 20 punti il CUS. Ultimo tiro preso, non trova neanche il ferro, la conclusione di Roberta Martigliano. Piccola pausa per noi in attesa dell'ultimo quarto di gioco. 57-34 il punteggio tra CUS Cagliari e Sanga Milano, con le lombarde avanti. Bentornati al Palacus, amici di Diretta Sport. Ultimo quarto, quello che si sta giocando, che è iniziato adesso tra CUS Cagliari e Sanga Milano. Sanga Milano che conduce sul tabellone abbondantemente 57-34. Adesso arriva la prova alla reazione il CUS, cioè però l'errore al tiro. Ultimi 10 minuti di gioco. Il CUS Cagliari che aveva ben iniziato questa gara, 14-14 il primo quarto, poi ha dilagato Milano nei quarti centrali. Vedremo come si comporterà invece il CUS, se proverà a rendere meno amara questa sconfitta che sembra ormai essere decisa, anche se mancano ancora meno di 10 minuti, 9 minuti. In questo momento 34-57, Riccardi si prende un tiro da 3 senza ritmo sul secondo ferro, poi il rimbalzo facile controllato da parte di Milano. Ancora Avante fa servire Canova sotto il tabellone, ancora Avante, non trova solo il ferro, però la sua conclusione ben difesa stavolta da Bunghette. Dall'altra parte adesso il CUS Cagliari si affida a Riccardi, vede il taglio di Alesani, grande assist da parte della numero 10 del CUS Cagliari in tentativo di servire, che ha servito molto bene il taglio di Federica Alesani. Sono invertiti i ruoli tra playmaker e realizzatrice. Adesso dall'altra parte Maffenini, vediamo un tiro buttandosi all'indietro, stavolta arriva l'errore di Giulia Maffenini. 19 punti, 7 su 13 7 su 13 da 2, 1 su 3 da 3 invece per la numero 10, miglior realizzatrice della partita con 19 punti. Alesiani dall'altra parte ne trova altri 2. Doppia cifra anche per lei, 38-57. Inizia bene questo secondo quarto per il CUS che torna sotto i 20 di svantaggio, adesso sono solo 19, solo tra virgolette ovviamente per i punti di vantaggio per Milano, che adesso può attaccare con Canova. Arriva il blocco, il tiro da 3 preso direttamente dal palleggio, poi il rimbalzo lungo controllato da Giulia Maffenini. Rischia qualcosa qui, ancora Maffenini che allarga, poi si va dentro Davante,
stoppata dal ferro la pivot di Milano. Alesiani per a servire Bertucci, attacca, prova ad attaccare, costretta poi a ributtare la palla fuori. Voleva forse un fischio arbitrale, contropiede, 2 contro 1 ancora Mafenini, che qui appoggia molto bene di mano destra. Sono 21 i suoi punti, come sono 21 i punti di vantaggio del Sanga Milano sul CUS Cagliari. Riccardi direttamente dal palleggio, prova, vorrebbe il fischio anche stavolta al CUS, palla direttamente buttata dall'altra parte. Canova, 2 punti facili, gli ennesimi della partita per Sanga Milano, che adesso va addirittura sul 61-38. 6 minuti e 30 secondi da giocare. Alesiani per Riccardi, continua comunque a difendere forte Milano. Niola, arriva il blocco di Riccardi, ancora Niola che prova ad attaccare in gancio in qualche modo, poi l'errore, il doppio errore dopo il rimbalzo offensivo. Alla fine arriva il fischio arbitrale e serie di cambi nelle file del Sanga Milano. Resta in campo Giulia Mafenini, miglior marcatrice della partita, già con i suoi 22 punti aveva deciso la gara d'andata, oggi non è stata da meno con i suoi 21. Adesso circolazione di palla, Pozzecco si prende il tiro da 3, segna anche questo Sanga Milano. Federica Pozzecco, prima tripla della sua partita. 5 minuti e 44 secondi da giocare. Il CUS che prova ad attaccare il tiro cadendo all'indietro di Bertucci, non trova neanche il ferro, finisce direttamente fuori. E adesso, dopo che era tornata, il CUS aveva provato ad evitare di stare sotto di 20, era rientrata sul meno 19. Adesso Milano ha completamente dilagato, ancora Martigliano va fuori, si aspetta il tiro direttamente dall'uscita dei blocchi da parte di Giulia Mafenini. C'è però l'errore della numero 10, si va da Riccardi dentro per Bungaite, arriva il fischio arbitrale, il primo fallo del quarto quarto per quanto riguarda Sanga Milano. Arriva anche un time out e dunque piccola pausa per noi prima di vivere gli ultimi 5 minuti di Sanga Milano CUS Cagliari. 5 minuti e 9 secondi da giocare nell'ultimo quarto, nel quarto quarto di CUS Cagliari Sanga Milano. Lombardia avanti per 64-38. Il CUS che adesso ha la palla in mano, Bungaite prova ad attaccare, prova a sfruttare in qualche modo il fisico. Alla fine ne nasce un tiro buttandosi all'indietro contro Stefania Guarnieri, che ha ben tenuto nonostante la differenza fisica tra le due. Martigliano, servita, adesso ancora circolazione di palla, in campo anche Federica Bottari, mentre qui arriva il canestro con fallo di Stefania Guarnieri. Tiro libero supplementare per la numero 6 che ben aveva difeso contro Bungaite nel precedente possesso difensivo. Adesso canestro con tiro libero supplementare per andare sul più 29. Segna anche questo la numero 6 Stefania Guarnieri, sempre più sul controllo di questa partita Milano, con appena 4 minuti e 30 secondi già superati da giocare. Riccardi dentro per Bungaite, in qualche modo direttamente dal post basso, ancora coperta con Guarnieri. Stavolta si conquista i 2 tiri liberi la giocatrice lituana Giulietta Bungaite, in stagione prima di questa partita 55% dalla lunetta per lei. Guardiamo il punteggio, 67-38, più 29, più 30 quasi sfiorato, il massimo vantaggio per il Sanga Milano, l'attuale più 29, 67-38 sul CUS Cagliari, che può essere però accorciato da questi tiri liberi
sta battendo Giulietta Bunghete, che si è guadagnata dopo il fallo subito da parte di Stefania Guarnieri. Primo mandato a bersaglio, sbaglia invece il secondo, sotto di 28 quindi il CUS Cagliari negli ultimi 4 minuti di questa 15ª giornata di Serie A2 di basket femminile. CUS Cagliari Sangamilano. Adesso ancora Guarnieri, mette palla per terra, la palla è per Federica Bottari, prova a sfruttare un blocco per lanciare una tripla, il suo tiro però lungo sul secondo ferro, poi controllato il rimbalzo dalla difesa del CUS. 67-39. Alesiani va a servire Bertucci, poi ancora Niola, prova a sfruttare il blocco di Riccardi, ancora Niola, fuori per Alesiani, finta di entrare, deve tirare Alesiani, palla persa dal CUS. Scadono i 24 secondi mentre c'è il cambio, torna in campo Martina Gaslini, esce invece Jennifer Bertucci. 3 minuti e 29 secondi da giocare, con Milano abbondantemente avanti di 28, 67-39. Possesso adesso ancora Federica Bottari, va a servire il taglio, eccolo qui il più 30 di Stefania firmato da Stefania Guarnieri. Adesso il CUS dall'altra parte prova ad accorciare ancora le distanze, ma sta continuando a dilagare. Poi Niola sbaglia un canestro facile, ben servita su questo taglio sotto mano, che però non trova i 2 punti. Tornata in campo Pozzecco, prova a sfruttare un blocco. Giulia Maffnini, eccola qui, lo scarico nell'angolo per Federica Bottari, non trova neanche il ferro, però la sua tripla. Può ripartire il CUS, che però preferisce rallentare i ritmi con Niola. Riccardi, passaggio consegnato ancora per Alesiani, che adesso cerca di attaccare il ferro, va a servire Bunghete, pulita la sua conclusione direttamente dalla lunetta del tiro libero. Torna sotto di 28, 69-41, tanto spazio per la penetrazione di Martegliano, che non trova il canestro, trova invece i 2 tiri liberi. Roberta Martegliano, tanta difficoltà per lei al tiro. 6 punti, 0 su 4 da 2, 2 su 3 invece da 3 per la giocatrice numero 7 di Sangamilano. Dalla lunetta, prima di entrare in questa partita, alle statistiche un 66%, sbaglia però il primo libero, confermando la brutta giornata al tiro. Segna invece il secondo, 7 punti dunque per Roberta Martegliano. Altro cambio, esce proprio la numero 7 che ha appena battuto i tiri liberi. Torna in campo invece Sara Canova con Alesiani, e conduce questo possesso del CUS Cagliari. Qui brava a battere in palleggio la sua marcatrice, la sua avversaria. Poi arriva il fischio arbitrale, altro fallo. Pronta a rientrare in campo Bertucci, fuori Elena Riccardi. 9 punti per lei, con 3 su 9 al tiro. Bunghete va a servire Alesiani, si prende il palleggio, arresto e tiro, in qualche modo la palla entra subito dall'altra parte. Canova, poi la penetrazione di Pozzecco, la palla, grande assist con fallo, poi segnato il canestro qui da parte di Laura Galliano. Era arrivato un grande assist da parte di Pozzecco. Laura Galliano, oltre a conquistarsi il canestro, si conquista anche il tiro libero supplementare. 3 punti, gioco da 3 punti realizzato, e 3 punti sono anche quelli che ha messo finora a referto, sono i primi della sua partita per la numero 40 di Milano. 1 minuto e 30 ancora da giocare, con il possesso per il CUS Cagliari. Palla per Bunghete, servita
Adesso prova ad entrare in aria, palla fuori, il tiro dalla media distanza preso sul primo ferro, la conclusione di Martina Gaslini. Dall'altra parte Ludovica Rossini aspetta l'arrivo delle compagne, poi Galliano, il tiro preso e sbagliato in questo caso da Canova. Alesiani raccoglie il rimbalzo ma calpestato la linea di fondo e dunque palla persa per il CUS. 1 minuto e 10 ancora da giocare, partita agli sgoccioli con Milano che può prepararsi per festeggiare la 11ª partita, la 11ª vittoria della sua stagione, sempre lanciata nella corsa ai playoff, in cui è rientrata prepotentemente anche grazie alla vittoria su Costa Masnaga. Qui arriva la deviazione di Bunghete sul passaggio da parte di Canova. Adesso manca 1 minuto esatto alla fine di questa partita, 73-43 il punteggio. Pozzecco va a servire Rossini, ancora la numero 5, prova a cercare il taglio per Canova con qualche difficoltà, alla fine si prende il tiro stoppato, scadono i 24 secondi e dunque stavolta c'è la palla persa per Milano. 46 secondi da giocare ancora per questa 15ª giornata di Serie A2 femminile. Il CUS Cagliari che va invece verso la 13ª sconfitta stagionale, solo 2 vittorie contro il Mercedes Alghero nella prima giornata, poi nell'altro derby sardo, anzi cagliaritano, contro la Virtus Cagliari, poi però proprio contro Alghero è arrivata un'altra sconfitta pesante in chiave salvezza, messa invece in preventivo il KO odierno, vista anche la differenza tra i due organici quanto di qualità. Adesso palla per Bunghete che segna 2 punti sullo scadere dei 24, viene convalidato il canestro della giocatrice lituana. Ultimi secondi della partita, ultimo possesso che viene giocato. Pozzecco prova ad attaccare, palla fuori, si prende il tiro sulla sirena Rossini, non trova neanche il ferro ma finisce così. Arriva la vittoria per Sanga Milano, 73-45, 19 punti di Giulia Mafenini, grande protagonista di questa partita. Non sono bastati invece i 15 di Giulietta Bunghete per il CUS Cagliari, che si arrende così per la 13ª volta in stagione qui al Palacus. Finisce 73-45. Piccola pausa per noi. Siamo qui con Federico Sciascia, il coach del CUS Cagliari, sconfitto da Sanga Milano, sconfitta prevedibile anche se avevate iniziato molto bene, il primo quarto è finito 14-14, poi Milano ha dilagato. Vabbè, sapevamo che per noi era una partita impossibile, soprattutto nelle condizioni in cui ci siamo presentate, e senza dettori. Già la nostra squadra ha poche rotazioni, non abbiamo la possibilità di far ruotare la squadra durante la partita, perché abbiamo una squadra giovane in panchina che deve ancora capire alcune cose che bisogna fare in campo. Tra l'altro venivamo anche con Bunghete, 2 giorni di febbre, insomma non eravamo nelle condizioni migliori per poter giocare. Detto questo, per noi Milano in questo momento è troppo forte, abbiamo resistito un quarto e mezzo e poi loro hanno preso il sopravvento. In ogni caso credo che però anche in situazioni di difficoltà come questa la squadra debba mantenersi concentrata e continuare a fare le cose che proviamo durante la settimana. Siamo qui con il coach del Sanga Milano, Franz Pinotti. Vittoria importante per Milano in chiave playoff, un primo quarto un po' complicato, finito 14-14, avevate iniziato sotto, poi siete riusciti a prendere il sopravvento, a dilagare e vincere abbondantemente anche di 30. Sì, il primo quarto onestamente abbiamo pagato un po' fisicamente e dopo l'abbiamo messa su quello che noi sappiamo fare, che è l'intensità difensiva e la corsa, e soprattutto con le penetrazioni delle guardie è stato più facile provare a stringere la difesa e trovare conseguentemente dei buoni tiri piedi per terra dall'arco. CUS Cagliari ha comunque un buon quintetto, quindi non è così scontato, anzi io non so come mai sia lì in fondo alla classifica onestamente, non è così scontato che si venga qua a vincere, quindi ci sta un primo quarto di studio, di
per vedere quali sono dal vero i punti deboli, perché sai, dai video si vedono tante cose, ma dal live si vedono tante cose belle e diverse. Sono contento per la squadra, abbiamo giocato con tutte e 10, anche le under 20 sono state in campo molto bene, abbiamo messo 7 bombe, che credo che per noi sia un record, abbiamo preso tanti rimbalzi, ma questa è la nostra cifra, credo che abbiamo una media di 48 rimbalzi a partita, abbiamo recuperato più palloni di quelli che abbiamo persi, abbiamo giocato con ordine, direi che sono molto soddisfatto, ecco, stiamo proseguendo con il nostro cammino. Io spero che abbiamo rimesso la freccia fuori per andare a prendere quelle che sono in alto. Oggi ci sono un po' di confronti diretti, quindi questa vittoria per noi varrà sicuramente doppio, perché qualcuno perderà, per esempio Empoli-Orvieto, Geas Crema, ma anche Costa Masnaga-Castelnuovo. Non sono risultati tutti e tre così scontati, quindi per noi sono 2 punti che guadagniamo su almeno altre 3 altre squadre.